Gabriele Marconi. L'ho trovata, la bambola, per Marina Costa. E l'ho trovata, la bambola, ha detto la bambola, la cantava, la bambola, voglio la bambola. La Marina Costa è già a letto, è già andata a casa. Come è andata? Io... Cioè, scusa, sei qui, vedi la scaletta, 4 canzoni fa. Lo so che ha cantato prima. Sì, ma una canzone dura 3 minuti e mezzo, non è che dura 8-10 minuti. È già andata via. È andata via. Che facciamo con questa bambola? Poi perché di colore? Poi te lo dico l'ora dopo, allora Patrizia. Però io noto che c'è una bambola di troppo qui. Tra me e lei dici, esatto, sì. Quindi tu... Me ne vado. Gabriele Marconi, va. No, io stavo pensando a questo fatto, pure quello che ha detto Lorenza Bettarelli prima, che ha cantato Gli uomini non cambiano. Non è vero, gli uomini cambiano, grazie alle donne sanno cambiare i pannolini. Perché io per esempio ho imparato dalla mamma di mio figlio, e devo dire che, perché io ho un figlio, sì, ho un figlio, non è che l'ho fatto da solo, diciamo che ha fatto quasi tutto la mamma, invece che l'aspirare c'aveva l'aspiratore. Mio figlio adesso ha 18 anni, però quando aveva 11 anni mi ricordo che si era fidanzato con una bambina di 17 anni che era minorenne, lei. Per cui ho detto, non vorrei che a mio figlio poi lo prendano per Girolimoni. Allora io ho detto, senti Federico, perché si chiama Federico, Federico, è meglio che io e te prima parliamo di sesso. Lui mi guarda e mi fa, vabbè papà, dimmi, che te devo spiegare? Pensa come sono combinati ormai i ragazzi di oggi, anzi i bambini di oggi. Pensare che io all'età sua, a 11 anni, ero convinto che il sesso fosse il modo barese di dire pietra. Guarda, ti dirò un sesso. Vabbè, poi al di là di questo, mio figlio, a proposito di mio figlio, stavo pensando alla nascita, diciamo, quando è il 19 marzo che è la festa del papà, no? E dicevo, vedi, San Giuseppe, ho detto, vedi, San Giuseppe faceva il falegname ed è diventato papà. Geppetto faceva il falegname ed è diventato papà. Pure un amico mio che fa il falegname ieri è diventato papà. Dico, vedi tante volte che te può combinare una sega. Ma la domanda che si pone un padre quando gli nasce un figlio non è come è nato, il dubbio è, siamo sicuri che è mio? Questo dubbio, per esempio, ce l'ha avuto un cantante che sicuramente ricorderete, anche se ultimamente si vede un po' meno, però si ascolta ancora, io lo ascolto molto, Fabio Concato. Lui ha scritto tante bellissime canzoni, una dal titolo Fiore di maggio, dedicata appunto alla nascita della figlia. Vabbè, forse voi avete ascoltato la versione quella poetica, romantica di Fiore di Maggio. In realtà lui aveva quel dubbio lì, in quella canzone aveva scritto quel dubbio, poi ci ha ripensato perché si è vergognato e gli ha cambiato le parole. Ma inizialmente Concato l'aveva scritta così: Fiore di Maggio. Che sei nata dove c'è sempre il sole, ma non per questo sei una bimba di colore. Certo non mi somigli proprio, fiore di primavera. Io sono chiaro e tu invece nera. C'è qualcosa che non torna, 9 mesi prima che nascessi tu. Mamma tua m'ha messo le corna quando eravamo in Africa tra i Bantù. Vabbè, ma a proposito di corna, mi è venuta in mente quella barzelletta che sicuramente conoscerete, di quel tale che si voleva comprare un paio d'occhiali e allora va da un ottico e dice: scusi, io vorrei un paio d'occhiali ma devono essere speciali. E l'ottico gli fa: guardi signore, noi ce l'abbiamo speciali, solo che sono cari. Non fa niente, me ne faccia provare un paio. Questo ci mette questo paio d'occhiali, come se li mette, vede il commesso nudo, se li toglie il commesso vestito. Ma sono fortissimi sti occhiali, quanto costano? 10.000 euro.
10.000 euro un paio d'occhiali. Vabbè, non fa niente, li compro. Paga, esce dal negozio, si mette gli occhiali e fuori vede tutta la gente nuda. Se li toglie, la gente tutta vestita. Ma sono proprio forti sti occhiali. Corre a casa, apre la porta, si mette gli occhiali e vede la moglie che corre nuda lungo il corridoio. Appresso a lei l'idraulico, pure lui nudo. Se li toglie, la moglie continua a correre nuda lungo il corridoio. E appresso a lei ancora l'idraulico, pure lui nudo. Ma che cavolo, già si sono rotti. Vabbè. A questo punto io vorrei richiamare qui la mia... Eccoli qua, eccoli. Ma che la tua, i tuoi. Non la tua. Non è la mia. I nostri, vostri. Non è la mia. Senti, Vabbè, pure voi siete miei amici comunque. Ma la bambola è per me, perché tu lo sai che io amo le bamboline. Sì? Le No. bambole, ti piace? Sì, tanto. Te la do? Sì, me la E tu dai? me la dai? No, dico la bambola, no, dico. Certo, No, continuiamo io ti faccio la sul bambola. linguaggio turchiano. No. Vabbè, dopo te la do. E dopo me la dai, va bene. Allora noi andiamo avanti. Sì, andiamo avanti Stai con perché noi, abbiamo stai un con duo, noi, sì. un duo Sì.